La lettrice 1874-1876, olio su tela Pierre Auguste Renoir, Parigi, Musée d'Orsay. Uno dei temi preferiti di Renoir è quello delle donne che leggono, suonano il pianoforte, cucinano o ricamano. Egli le ritrae in quadri di piccolo formato, con luci soffuse e inquadrature piuttosto convenzionali, ma ugualmente affascinanti per le delicate atmosfere che sa creare con i colori. Sia lo sfondo che l'abito della fanciulla sono volutamente indefiniti, così da concentrare l'attenzione dello spettatore sui lineamenti del volto. Vanno notate le due semplici linee nere con cui Renoir ha reso l'espressione degli occhi rivolti verso le pagine aperte del libro, il rosso vivo delle labbra chiuse e le rapide pennellate dei capelli, che sembrano fondersi nella parete dietro la donna. La modella, per questo dipinto e per altri eseguiti in quegli anni, non è stata identificata. Forse è una delle tante ragazze che frequentavano il Café Guerbois, luogo di ritrovo abituale degli impressionisti. Ringraziandovi per l'ascolto e la visione di questo video, vi invitiamo come sempre a visitare il nostro sito www.ilcappellodiirma.it.